mi sembra di capire come la politica è quella micologica, no? Compaiono come i funghi un po' dappertutto questi microinsediamenti, no? Da sottobosco, no? 2 di qua, 3 di là. È di 3 giorni fa la notizia dell'arrivo di altri 50 migranti in Veneto. Le prefetture hanno ricevuto la comunicazione del Ministero dell'Interno che ha anche indicato le province interessate, che sono Padova, Venezia, Verona, Treviso e Vicenza, che ne ospiteranno 10 ciascuna. Non si tratta di persone appena sbarcate, ma di uomini, donne e bambini ospiti da diversi mesi nei centri d'accoglienza di Roma. La questione dei profughi è stata trattata ieri a Piancansiglio in occasione della giornata dedicata ai Veneti nel mondo da Monsignor Parolin, segretario di Stato Vaticano. Penso che ieri il cardinale Parolin abbia detto una frase emblematica, ha detto: non si può lasciare all'iniziativa di pochi un problema così grande, si aiutino quelli che sono profughi veri. 8 su 10 di questi cittadini non sono profughi. Ieri il braccio destro di Papa Francesco ha sottolineato come alla generosità mostrata nell'accoglienza deve corrispondere un'azione efficace e solerte per governare e regolare il fenomeno, perché esso non può essere affidato solo alla generosità e al buon cuore dei singoli. Parolin ha parlato di flussi ordinati il cui carico non rimanga sulle spalle di pochi paesi, in modo da accogliere con dignità chi fugge dalla disperazione e fermare nel contempo i trafficanti di esseri umani.